Chi a Vicenza è transitato per Piazza dei Signori nei giorni di Citemos 2018, Festival Città della Tecnologia per la Mobilità Sostenibile organizzato da Confartigianato e Comune di Vicenza, facilmente avrà notato nel portico della loggia del Capitaniato uno strano velivolo dotato di 16 eliche e accanto a questo 2 veicoli dalle forme inequivocabili, delle auto da corsa. Seguiteci e capirete. Il traffico veicolare e l'inquinamento potranno domani essere alleggeriti grazie all'utilizzo dei droni? Pare che il futuro possa davvero riservarci anche questa prospettiva. Un esempio è stato fornito nell'ambito dell'edizione 2018 di Citemos, il Festival Città della Tecnologia per la Mobilità Sostenibile organizzato da Confartigianato e Comune di Vicenza. Dotato di ben 8 motori, il drone esposto nella loggia del Capitaniato può trasportare pesi fino a 200 kg, utile per il trasporto ma anche per portare soccorso laddove non può arrivare un elicottero. Si tratta di Forvola, un velivolo ideato e costruito integralmente in Italia a Govone, in provincia di Cuneo. L'obiettivo di Forvola è quello di dimostrare che con macchine a pilotaggio remoto, quindi vuol dire in autocontrollo, si possono portare grandi carichi, cosa che oggi invece non è possibile con i droni attualmente in commercio, quindi parliamo di pesi intorno ai 7, 8, 10 kg massimo. Qui questa macchina invece è in grado di portare nella versione a 8 motori, quindi un quadricottero, fino a 50 kg e nella versione che è presentata qui a Citemos anche a 200 kg. Ecco, quali altre caratteristiche ha questo drone? Allora, le caratteristiche principali sono la modularità, quindi il fatto di poter essere trasportato in un semplice furgone, montato sul posto con semplici chiavi meccaniche, allestita una volta la centralina elettronica, è pronto al volo in 40 minuti. Quindi questo permette il fatto di poter essere trasportato, di poter essere montato, smontato, quindi con molta facilità. Le caratteristiche in questo momento sono diciamo circa 350 kg di spinta generati da in questo caso 16 motori con un pacco batterie di circa 45 kg in polimeri di litio. Accanto al megadrone, nel porticato, sono state esposte 2 vetture da competizione che partecipano alla Formula Student, una sorta di Formula 1 riservata alle università. Auto a propulsione elettrica, una della Sapienza di Roma e l'altra dell'Università di Trento. Su iniziativa del professor Leone Martellucci, la Facoltà di Ingegneria Meccanica della Sapienza, dal 2007, costituisce team di studenti che progettano e costruiscono l'auto con cui gareggiano. In questo modo i giovani, nella veste di qualificati artigiani, inventano, realizzano, sperimentano, tanto da poter vantare una preparazione che, come riferito dal professor Martellucci, spinge le aziende a prenotarli ancor prima che essi abbiano completato il corso di studi. L'Ateneo Capitolino, già presente lo scorso anno a Citemos con la carrozza elettrica, originale evoluzione delle famose botticelle, è da anni impegnato nell'attività di ricerca sulla mobilità elettrica. In questa occasione, a riferire sui progetti in corso, è stato il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli, responsabile scientifico di POMOS, gruppo di ricerca sulla mobilità elettrica. Nel suo contributo, soprattutto un richiamo alla necessità di incentivare la produzione autonoma e l'accumulo dell'energia necessari per la ricarica delle batterie. Io mi ritrovo a essere il responsabile di un centro di ricerca che si occupa di sostenibilità, in particolare mobilità elettrica e infrastrutture energetiche per la mobilità da 10 anni, quest'anno celebriamo il decennale. Bollono in pentola tante cose, il ricercatore chiaramente è tenuto a anticipare i tempi, si potrebbe dire che quello che noi intravedevamo 10 anni fa sta diventando maturo adesso e quindi noi dobbiamo essere quelli che vedono i prossimi 10 anni. Bollono in pentola tanti di quei fattori che interessano soprattutto il connubio, questo è il nostro punto di vista, tra mobilità, e intendo mobilità elettrica nella maggior parte dei casi, e infrastrutture energetiche. L'intera infrastruttura energetica deve essere rivista e modificarsi ed evolvere
nella direzione di una diffusione sempre maggiore del veicolo elettrico. Alcune stime date anche dall'Enel di recente parlano per l'Italia, che è uno dei paesi che è un po' più indietro per la diffusione dei veicoli elettrici, di circa 1,5 milioni di veicoli nel 2025 e di circa 20.000 colonnine di ricarica nei prossimi 4 anni. Ora, a parte l'insufficienza del numero dell'infrastruttura per quei numeri lì, ma non è solo la diffusione della colonnina di ricarica che è di interesse, è l'intero comparto energetico che va modificato in una visione che lo unisce alla, filiera corta, al concetto di dove produco utilizzo e dove utilizzo accumulo, e in poche parole a spingere nella direzione che può essere di vantaggio proprio alle nostre piccole e medie imprese, ai nostri artigiani e ai nostri ricercatori. Mobilità elettrica o anche qualcos'altro? Anche qualcos'altro, perché io un po' sorrido quando sento il guru di turno che dice che abbiamo risolto il problema energetico. Qui non c'è una soluzione, non c'è la killer application come dicono gli inglesi. C'è un mix di soluzioni che vanno ben miscelate e noi dovremmo usare molto bene le nostre facoltà mentali per fare in modo che in quel mix di soluzioni ci siano anche quelle che sono di nostro interesse e che quelle di nostro interesse abbiano la giusta enfasi. Quindi ci saranno auto elettriche, ci sarà un periodo di ibridizzazione, ci saranno sistemi che ancora utilizzeranno l'energia termica, magari con combustibili alternativi, gas, biogas, LNG, di cui si parla tanto. Non c'è solo la mobilità terrestre, c'è la mobilità nautica e la mobilità aerea. C'è un grandissimo scenario di opportunità e c'è la necessità di mettere insieme tante tecnologie che potranno convivere per un certo periodo e poi le migliori piano piano sopravviveranno in un processo direi darwiniano. E dopo le sollecitazioni emerse a Citemos, è di questi giorni la notizia di un bando emanato dalla Regione Veneto che prevede contributi per le micro, piccole e medie imprese che intendano acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi delle categorie fino agli Euro 3. 10.000 euro per un nuovo veicolo elettrico, 8.000 per un ibrido, 7.000 per mezzi a GPL. Si tratta di una prima e apprezzata opportunità, ha commentato il presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo, nell'auspicio che la dotazione economica non sia limitata al 2018 e che l'iniziativa venga rifinanziata anche nei prossimi anni.